La figura e le opere della scrittrice nuorese Grazia Deledda sono state al centro della giornata deleddiana organizzata a Nuoro dall'ISRE e l'Istituto Superiore Regionale Etnografico. Oggi cade l'86esimo anniversario della consegna del premio Nobel a Grazia Deledda e non ci poteva essere un giorno più adatto per premiare gli studenti degli istituti superiori di tutta Italia che hanno partecipato al certamen deleddiano. Un concorso che vuole rinnovare nelle nuove generazioni l'interesse e la ricerca attorno alla figura e alle opere della scrittrice nuorese, che spesso gode di fama e amore più all'estero che in Sardegna e in città. Quasi a confermare il detto latino Nemo profeta in patria. La cerimonia di premiazione dei vincitori del certamen si è svolta stamattina nell'auditorium del Museo del Costume, un evento che è stato preceduto da una serie di interventi che hanno focalizzato l'attenzione su Grazia Deledda come donna e scrittrice. È stata la lezione magistralis di Ugo Collo a illustrare alla platea composta da studenti la grandezza del premio Nobel nuorese e le difficoltà che ebbe sia di carattere ambientale per l'ostilità che suscitava la sua attività di scrittrice nei nuoresi suoi contemporanei che nella critica letteraria che stroncò le sue opere anche successivamente alla consegna del Nobel. Gli onori di casa sono stati fatti da Salvatore Liori, presidente dell'ISRE. Nel corso della mattinata è stato presentato il libro su Grazia Deledda di Mercedes Mundula, Rude e pensosa era. Quanto ai premi, nella prima sezione il riconoscimento ex equo è andato a Buona Fortuna, composizione narrativa di Serena De Luigi Baumann, studentessa del liceo classico Asproni di Nuoro, e al paesaggio le persone, i colori della Nuoro di fine Ottocento del romanzo Cosima e nell'attività pittorica e fotografica di Antonio Ballero, un saggio realizzato dagli alunni della quinta A meccanica dell'Istituto Industriale Scano di Cagliari. Per la seconda sezione sono stati premiati Sardegna e Grazia, testo teatrale della classe quarta B del liceo scientifico Falcone Borsellino di Arzachena. Infine nella terza sezione un altro ex equo, sono stati premiati su Gioco de Grazia, scatola di giochi realizzata dalla terza B e terza A del liceo scientifico Falcone Borsellino di Arzachena e i volti di Grazia tra luci, ombre e colori, elaborazione grafico-pittorica di alcune foto alla Deledda fatta dagli alunni delle classi quarta A e quarta B dell'Istituto Ciusa di Nuoro.